Allora, eccoci in studio, una piattaforma molto interessante, Margherita Grigolato. Entrando, tra l'altro si scoprono tanti approfondimenti che possono essere visti sia come provocazioni di riflessione, secondo me, ma anche momenti di confronto e tavoli di discussione. Per esempio, questo sempre relativamente alla piattaforma di genere della CGIL, occupazione e qualità del lavoro. Quindi questo lo chiedo a lei, poi quello che invece riguarda la parte delle donne pensionate chiederò a Margherita. Analisi della situazione, qual è la situazione occupazionale e la qualità del lavoro che viene offerta alle donne? Siamo ancora un po' indietro. Allora, su 23 milioni di occupati in Italia, le donne sono sotto i 10 milioni. Poi nel Veneto sono presenti 2.142.000 occupati, di cui 919.000 sono le donne. Quindi il tasso di occupazione in Veneto è un po' più alto, siamo al 58%, un po' meno del 58% rispetto alla media nazionale di cui si è oggettivamente sotto. Però una donna su 10 dopo aver avuto un bambino rinuncia al proprio lavoro per dedicarsi all'attività di cura. La donna rinuncia al lavoro perché non ci sono, come diceva anche prima bene Rosanna, c'è questa ancora, siamo legati al fatto della famiglia, degli stereotipi patriarcali, che la famiglia è retta dalla donna, quindi meglio il lavoro di cura è retto dalle donne. E per fare questo necessariamente, non sempre ovviamente, in alcuni casi la donna deve lasciare. Poi in Veneto è successa una cosa straordinaria durante il Covid, che alcune attività sono state chiuse, altre invece hanno avuto un'implementazione di occupazione e moltissime donne si sono trasferite di lavoro, hanno potuto scegliere un lavoro part-time, perché in Veneto la maggioranza dei contratti delle donne è part-time, per tentare di conciliare la vita lavorativa con la vita di casa. Ma tra il 2019 e il 2022 c'è stato un exploit di questo fenomeno. Dicevi prima, allora, nei 6 punti della nostra piattaforma che si può trovare sul sito della CGIL, c'è lo stato dell'arte, cioè dove siamo arrivati in Italia, quali sono i nostri obiettivi e le buone pratiche, e cioè tutti quegli accordi che abbiamo fatto o con organizzazioni, con amministrazioni o soprattutto in azienda per migliorare lo stato dell'arte nei 6 punti che poi vedremo. Quindi sulla questione occupazione noi vorremmo che ci fosse, chiediamo al governo un piano strategico straordinario per l'occupazione femminile, cioè tutte quelle azioni che possono migliorare la presenza delle donne nel lavoro e che migliorerebbe la società moltissimo, perché più donne lavorano, più servizi si aprono, più altra occupazione c'è e quindi tutto girerebbe un po' meglio e forse ci sarebbero anche più figli, perché non dimentichiamo che siamo veramente in un momento particolare dove per tutta una serie di difficoltà, non solo perché le donne si sono rese conto del proprio corpo e decidono quando e se avere figli. Non solo questo, ma io penso anche al fatto che non c'è c'è pochissima formazione all'affettività e quindi due si incontrano e fanno fatica, cioè, stanno un po' insieme, poi capiscono che non funziona e mollano, mentre la cura, l'attenzione alla coppia potrebbe favorire nuove famiglie e quindi forse nuovi figli, se facciamo attenzione appunto alla genitorialità, cioè al fatto che sia la madre che il padre siano favoriti nell'avere dei figli, ed ecco per esempio maggiori mesi per il congedo parentale. Il governo ha inserito un nuovo mese pagato all'80% perché possano stare a casa i genitori un mese in più. Inizialmente era stato dato solo alle donne perché, come ripeto, diceva Rosanna prima, la donna deve stare a casa, mentre quel mese in più viene utilizzato o dal papà o dalla mamma.
E questo è importante in Svezia, perché perché le famiglie hanno almeno 2 se non 3 figli? Perché c'è questa attenzione al fatto che sono entrambi i genitori, entrambi dovrebbero prendersi cura, farsi carico, diciamo, della prole, e quindi facilitare tutte quelle cose, tutti quei servizi e la flessibilità, per esempio negli orari di lavoro, per favorire questa genitorialità. L'altro aspetto importante che è sottolineato, vediamo un messaggio che è arrivato adesso: il futuro delle imprese risiede nelle donne che sanno gestire al meglio il proprio tempo e spazio, magari un poco frenetiche, ma di certo più pratiche di tanti uomini. Di fatto più frenetiche, sì, però fanno anche più cose. Salari e organizzazione del lavoro, questo è un altro aspetto importante, perché anche il reddito di una donna conta. Certo. Tante donne hanno scelto magari delle situazioni che non erano consigliabili o auspicabili perché hanno un salario più basso, quindi nella famiglia avevano fatto il bilanciamento: o con questi soldi pago la babysitter o quant'altro, o l'assistente familiare, o seguo io, e a questo punto mi conviene anche stare a casa. Infatti, dopo, per carità. Considera, Elena, che ancora attualmente per il governo di qualsiasi colore sia, per il Ministero del Lavoro, per il Ministero della Famiglia, il reddito della madre, o meglio della donna, è considerato reddito accessorio. Accessorio a che? In una famiglia, cioè ci sono dei moduli, insomma, uno deve compilare, e c'è reddito principale e reddito accessorio. Accessorio di che? Cioè, perché faccio il part time, perché sono la donna, perché sono la madre? Non va bene questo. La questione del gender pay gap, cioè la differenza retributiva a parità di presenza, c'è in Italia ed è del 20%. Che non è poca cosa. Ma può condizionare anche scelte familiari importanti, perché poi questo diventa anche un aspetto rilevante. Andando avanti sempre in questo discorso delle varie cose che sono state analizzate, ci sono le politiche previdenziali. Anche qui Rosanna Bettella, analisi della situazione e gli obiettivi da raggiungere. Cosa vediamo? Sì, nel senso che proprio partendo da queste disuguaglianze che ci sono nel mondo del lavoro, no? Da queste disparità, si arriva poi a raggiungere la pensione con un reddito pensionistico diverso, per forza di cose, e infatti le pensioni delle donne sono almeno il 30% in meno di quelle degli uomini. Proprio chiaro e lampante in tutte le statistiche. E quindi bisogna pensare a delle politiche in questo senso. Noi nella nostra piattaforma parliamo sempre di pensione di garanzia, per esempio, che non è solo per le donne, ma siccome la maggior parte dei contratti precari, dei contratti stagionali sono di donne, di fatto chiedere una pensione di garanzia in qualche modo favorisce maggiormente le donne, però serve per tutti, perché ormai anche molti ragazzi, molti giovani, insomma, sono costretti a svolgere questi lavori. C'è la richiesta del riconoscimento, per esempio, di 12 mesi per ogni figlio, di anticipo per l'uscita pensionistica, e questo è per la valorizzazione del lavoro di cura, che però, qua lo voglio sottolineare e mi riallaccio anche a quello che diceva Margherita. C'è bisogno di condivisione nelle famiglie, no? E non di conciliazione da parte delle donne per fare l'uno e l'altro lavoro, quello fuori di casa e quello in casa. E quindi quando noi parliamo di valorizzazione del lavoro di cura, ci riferiamo al lavoro di cura di entrambi i coniugi, di entrambi i partner. Adesso non è ancora così purtroppo evidente, però lo vogliamo sottolineare, lo ribadiamo sempre, lo diciamo nelle assemblee, nei luoghi di lavoro, ma anche tra i nostri pensionati, che bisogna davvero che il lavoro di cura sia suddiviso equamente fra donna e uomo. Se vogliamo permettere, se vogliamo che la donna lavori, che la donna sia davvero un soggetto alla pari nella società di questo Paese.
Poi c'è tutta una serie di altre misure che, ripeto, non riguardano in particolar modo le donne, anche se un rafforzamento e ampliamento della 14ª mensilità per quanto riguarda la pensione, anche qua il numero più alto è sempre riferito alle donne pensionate, e quindi chiedere un rafforzamento di questa misura è venire incontro a loro. E poi c'è, e questo vale per tutte le pensioni, la richiesta di una riduzione significativa della pressione fiscale, perché siamo il paese dove le pensioni sono tassate in maniera più alta. Addirittura ci sono paesi in cui la pressione fiscale è, si può dire, azzerata. Vedi in Portogallo. Sì, infatti poi diciamo che questi paesi cercano di attirare, no, i pensionati per crescere da un punto di vista produttivo, e noi non riusciamo, come non riusciamo a trattenere i giovani che vanno all'estero, fra un po' non riusciamo neanche più a trattenere i pensionati che restino qua da noi. Però poveretti, giustamente un pensionato che vede che spende magari meno per vivere, magari c'è un clima più compatibile con le proprie esigenze e quindi la pensione ha un valore superiore. Bisogna ammettere che insomma, come un ragazzo che guadagna di più all'estero fa la sua bella esperienza. Ma vuol dire che questo paese fra un po' è deserto? Vogliamo creare un deserto, insomma, no? Si è calcolato che entro 2050 l'Italia ci saranno 5 milioni di residenti in meno. Quindi, e nonostante la cosiddetta valanga dei migranti, che valanga non è, perché noi avremo bisogno di loro per tentare di colmare il gap delle culle deserte. Se pensiamo che solo 50 anni fa esisteva ancora il delitto d'onore, possiamo dire che passi avanti sulla parità di genere sono stati fatti, ma che ancora tanta strada è da fare. Vero? Assolutamente sì. Qualità della vita, salute e sicurezza, analisi della situazione, Margherita Grigolato. Allora, questo è un altro punto. È un altro punto, uno dei più importanti, perché facciamo l'esempio della medicina. La medicina è sempre stata valutata e considerata come standard maschile. Le donne, l'abbiamo detto anche un'altra volta, hanno un corpo simile ma non uguale agli uomini, hanno pesi diversi e anche capacità di reagire ai medicinali diversi. Adesso si sta attuando la medicina di genere, la cosiddetta medicina di genere, ma per esempio qui a Padova c'era qualche anno fa, c'è la cattedra di medicina, di medicina di genere, e la prima preside, la prima preside, diciamo, la prima era una donna che poi è diventata consulente, guarda caso, perché è andata in pensione, la dottoressa Baggio, che è andata in pensione, ma è consulente del Ministero della Salute anche durante la pandemia. Però bisogna che queste conoscenze diventino proprio anche dei medici di medicina generale. Perché poi certamente, ma perché io e lei, vabbè, siamo piccoline, pesiamo, perché devono darci delle dosi di medicinale ragionati su uomini alti e che pesano oltre i 70 kg. Ma a parte il peso è anche una questione ormonale, di recepimento, di metabolismo, di tiroide. E poi facciamo un altro esempio che è quello più eclatante. I sintomi di un infarto maschile per gli uomini sono alcuni, per le donne sono diametralmente opposti. Arrivano con un mal di stomaco, con della nausea, non ci sono dolori alle braccia, dopo qualche giorno chissà perché la donna muore, e spesso e volentieri trovano chi arriva insomma a soccorso, vede sul tavolino del letto, diciamo, acqua e limone, perché le donne sono convinte di avere la nausea, prendono un po' di acqua e limone convinte che questo possa passare, ed è l'anticipo di un infarto che non è stato preso in tempo. Quindi questo appunto sono solo alcuni dei casi. Alcuni dei casi. Ma poi voi avete puntato, poi torniamo, oltre alla medicina si va ovviamente sulla questione dei servizi pubblici. Rosanna prima citava una delle conquiste che lei e altre compagne, altre colleghe, familiari. I consultori familiari, la legge è del 1975 e attualmente la legge prevede un consultorio familiare ogni 20.000 abitanti in Veneto, attualmente siamo a uno ogni 38.000. È vero che hanno allargato l'equipe medica, ma capirai, cioè, se io raddoppio le persone, non è che, anche se
raddoppio i cittadini e aumento di qualche numero, cioè si parla di 2 o 3 medici in più o specialisti in più, non è che io riesco a coprire esaustivamente tutte le richieste, perché là dentro nei consultori familiari c'è di tutto, dalla richiesta di salute del mio corpo alla richiesta della salute mentale per me, per gli adolescenti, al fatto che se ho un figlio che ha bisogno di una certificazione per la scuola, lì devo andare, se voglio adottare, lì devo andare per fare la prima analisi, il primo screening, di qualsiasi cosa io ho bisogno. Adesso anche il governo l'altro anno si è inventato di fare anche delle consulenze per le coppie, consulenze in termini di tenuta, diciamo, della coppia, sempre lì vanno, e quindi c'è maggiore richiesta di psicologi, di specialisti, diciamo, non strettamente della salute fisica, e però se noi abbiamo, cioè, se noi non ci siamo, se l'elemento pubblico viene a mancare, intervengono i consultori socio-educativi privati, diciamo, che hanno la convenzione fatta con la Regione Veneto, di cui non siamo, come dire, molto contenti, però insomma esistono, e quindi poi c'è anche la questione dell'integrazione con le donne migranti. Allora, un attimo solo, dobbiamo interrompere perché abbiamo la pubblicità. Parliamo anche di questo, poi parliamo anche del discorso dell'aborto, poi ci sono altre cose che sono anche importanti, dopo la pubblicità, tra poco.